Vice Sindaco Luca Zanotto, Vice Sindaco Luca Zanotto, Jesolo si sta trasformando nella città del Natale tra conferme e novità a partire dal villaggio di Natale. Certo, proprio dal villaggio di Natale che quest'anno aumenta l'offerta in termini proprio numerici di casette, perché abbiamo 13 casette per quanto riguarda la somministrazione, rimaniamo sotto il 40% del food rispetto a tutta l'offerta che abbiamo. Però sono delle casette doppie che rispettano anche quelli che sono stati le indicazioni dell'ASL, quindi una possibilità di visitare il villaggio e anche di utilizzare queste casette in piena sicurezza anche alimentare. Poi abbiamo parecchie domande per quanto riguarda le altre casette di operatori che sono specializzati nei mercati natalizi, e questo sta a dimostrare il fatto che sempre più il villaggio di Natale attira degli operatori che sono specifici e che capiscono che il villaggio sta andando sempre più verso un mercatino natalizio vero e proprio importante. Abbiamo dato anche un impulso a Piazza Aurora con 2 giostre importanti, una torre panoramica di 37 metri dal quale si potrà naturalmente vedere salendo anche il mare. Potenziate anche tutte quelle che sono le luci natalizie. Abbiamo confermato l'albero storico in Piazza Mazzini di 14 metri, che quest'anno è aumentato di 2 e quindi arriviamo a 16 metri, ma avremo anche un altro importante albero in Piazza Aurora di 14 metri, e poi tutto il tetto di luci che parte da Piazza Aurora e arriva in Piazza Mazzini. Questo è il villaggio di Natale, ma naturalmente l'offerta non si limita a questo. Abbiamo anche i J Museo quest'anno, i Sen Activity, il presepio di ghiaccio, l'offerta che viene fatta in piazza Marconi con il villaggio di Harry Potter, e poi anche il presepio di Sassi in piazza Milano.